Ci sarebbero motivi passionali alla base del folle gesto commesso ieri pomeriggio da un gelese di 31 anni, adesso in carcere con l'accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Protagonista della vicenda sulla quale la polizia del locale commissariato, agli ordini del dirigente Gaetano Cravana, ha acceso riflettori, è crocifisso Di Gennaro in bianchino. Il ragazzo, separato dalla moglie, dalla quale ha avuto un bambino, era a bordo della propria auto e, giunto nei pressi della pasticceria Catania di via Francesco Crispi, ha tamponato volutamente la macchina guidata da Alessandro Emanuele Pennata di 31 anni. Accecato dalla rabbia e dalla gelosia, si è scagliato contro il nuovo compagno dell'ex coniuge, brandendo una mannaia e ferendolo all'avambraccio destro. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale da alcuni automobilisti di passaggio. Alessandro Emanuele Pennata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è di 20 giorni. È stato lo stesso Pennata, raggiunto in ospedale dagli agenti di polizia, a raccontare quanto era accaduto, indicando proprio in Di Gennaro il suo feritore. A quel punto è scattata una vera e propria caccia all'uomo, che si è conclusa subito dopo con l'arresto dell'imbianchino, rintracciato all'interno della sua abitazione. Nel frattempo lo stesso Di Gennaro si era disfatto dell'ascia gettandola all'interno di un contenitore dei rifiuti in via Palazzi, nei pressi di un rinomato negozio di abbigliamento intimo. La mannaia è stata recuperata dagli agenti di polizia e sequestrata. L'arrestato aveva più volte minacciato sia Pennata che l'ex moglie, un comportamento anche violento che si sarebbe protratto nel tempo. Ieri il gravissimo epilogo che rischiava di tramutarsi in tragedia.